Buongiorno da tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera. Ben trovati al nostro appuntamento quotidiano con Onda Libera, dove oggi apriamo una particolare finestra sull'Emilia Romagna e lo facciamo in apertura insieme a Massimo Nicoletti, già agente di commercio, titolare di un'azienda rappresentante e portavoce del movimento terremotati di Finale Emilia. Buongiorno Nicoletti innanzitutto. Buongiorno a voi e a tutti i vostri radioascoltatori. Allora, apriamo questa finestra a più di 2 anni di distanza dal terremoto in Emilia, maggio del 2012. 2 anni e svariati mesi sono passati e voi vi eravate definiti fin dall'inizio, anzi fin dai primi mesi dopo il terremoto, terremotati incazzati. Ci sono state svariate manifestazioni anche di protesta davanti alla sede della regione. Nel frattempo è caduto il presidente della regione e autorevole esponente del Partito Democratico Vasco Errani per una storiaccia di contributi alla cooperativa del fratello. Si va al voto, come tutti sanno, il 23 novembre in una regione nella quale, lo ha dimostrato il recente tour di Matteo Salvini, a volte, e specie se si è rappresentanti di alcuni partiti, bisogna cercare sostegno e protezione in uno schieramento di forze di polizia da paura, che neanche agli stadi in occasione dei derby, come abbiamo visto anche ieri a Parma. Però Nicoletti, innanzitutto io vorrei capire da lei perché terremotati incazzati fin dai primi mesi, peraltro dopo il sisma, e com'è la situazione adesso naturalmente. Allora, diciamo che siamo notevolmente incazzati perché innanzitutto l'unica sospensione a livello di tasse che ci avevano dato era stato da novembre, sono passati a dicembre 2012, quindi i terremotati a dicembre 2012 hanno pagato le tasse senza ricevere un contributo, ok? Poi qui la ricostruzione è sempre a rilento, cioè io per farvi intendere do 3 numeri. Allora, i danni stimati del terremoto erano 14 miliardi, ne sono stati messi a disposizione 6 miliardi, quindi è meno della metà. Ad oggi ne sono stati erogati 360 milioni per le abitazioni private e 160 milioni per le imprese. Quindi questo vi dà il metro, insomma, vi fa rendere conto di come sta andando piano qua, comprando a rilento. Nicoletti, questi dati sono certi? Assolutamente sì. Sono certificati, per meglio dire. Questi si possono vedere anche sul sito della regione, cioè, quindi non è che sto dando dei numeri che poi ce li giochiamo all'otto. E quei 6 miliardi che fine hanno fatto? Bella domanda. Il problema di fondo è che quando abbiamo fatto la protesta sotto all'edificio della regione, al palazzo della regione, e Errani ci ha accolto, allora Errani disse che i soldi non era un problema. Invece il problema è che probabilmente questi soldi proprio non ci sono, e diciamo che lo evidenzi il fatto che tutti i giorni, già da allora e ancora oggi, vengono emanate ordinanze per stringere sempre di più il cordone della borsa del contributo che deve essere dato al terremotato. Ordinanze da parte di chi? Della regione? Del commissario? Certo che sì, da chi emana le ordinanze, allora Errani, oggi Bertelli. Però il problema di fondo è che per i terremotati ce n'è sempre meno, mentre per quello che riguarda le varie società che girano attorno al palazzo, per intenderci, ce ne sono sempre di più. Allora, vi faccio un esempio. Per quello che riguarda mi sfugge la parola, insomma, gli enti che devono verificare il discorso dell'erogazione dei contributi, sì. Okay, e quindi devono ammettere le pratiche, allora avevano un compenso che era l'1%, parliamo di amministrazioni pubbliche, avevano il compenso dell'1% del contributo erogato, ok? Poco tempo fa è stata emanata un'ordinanza dove questo contributo dall'1% è passato al 2,5%.
Ma il problema è che questi soldi qua che vengono dati alle amministrazioni pubbliche che curano il discorso dei contributi vengono sempre tolti dal montepremi, cioè quindi vengono sempre tolti da quel mucchietto che in teoria dovrebbe servire a far ripartire le abitazioni, la ricostruzione delle abitazioni, la ricostruzione delle aziende, insomma, quindi... Ecco, però Nicoletti, io ho in mano un resoconto, una cronaca del febbraio 2013, stiamo parlando di più di un anno fa. Allora, all'epoca c'era il governo che diceva che gli stanziamenti c'erano e la regione che diceva ogni giorno che stava distribuendo. Lei mi sta dicendo adesso, a distanza di ancora un anno e passa rispetto a quel febbraio 2013, 8 mesi dopo il terremoto allora, che in pratica siamo davanti al nulla, sostanzialmente. Esatto. Esatto. Ma questi 6 miliardi, chi li ha stanziati? Il Ministero del Tesoro, presumo? No, allora, no. Ecco, ci racconti un po' come funziona, perché dobbiamo cercare di capire come mai non c'è niente a disposizione in pratica, perché le cifre che ci ha dato prima sono eloquenti. Allora, non è facile, nel senso che questi 6 miliardi non è che esista un tesoretto, una camera dove ci sono stipati 6 miliardi di euro. Okay. Lì c'è stato un accordo con la Cassa Depositi e Prestiti e le varie banche che hanno accettato, okay, che praticamente la banca andrebbe ad anticipare al terremotato il contributo, okay, poi se la vedrebbe con la Cassa Depositi e Prestiti in funzione di quello che dovrebbe pagare con le tasse. Sì. Quindi è tutto un giro di carta più che altro, insomma. È per quello che secondo noi, insomma, il soldo vero non c'è, è per quello che si fa fatica ad andare avanti. È per quello che arrivano i numeri che ci ha dato prima, insomma. Assolutamente sì. Ecco, ma questi numeri qua, gli stanziamenti, a chi è riuscito, diciamo, ad avere qualcosa? Vabbè, allora, dire che non è stato fatto nulla sarebbe, non è vero, nel senso, però rispetto a quello che c'è da fare è proprio poco, insomma. È chiaro che ci sono persone, aziende che hanno anticipato loro di tasca loro, okay, e quindi sono ripartiti, mettendo comunque avanti la pratica MUDE per le abitazioni e la pratica SFINGE per quello che riguarda il discorso delle imprese, e poi hanno aspettato il contributo. Ci sono ancora aziende che stanno aspettando, nonostante abbiano tirato fuori milioni di euro per rimettere in piedi l'azienda. E i fondi europei? Allora, il discorso dei fondi europei, i fondi europei sono stati erogati per tamponare l'emergenza, quindi presumo pagare tutti i vari movimenti dei vari enti che sono i pompieri, per dire, che sono venuti sul territorio a mettere sui campi, robe del genere. Poi c'era un contributo, però parliamo sempre di opere pubbliche, che era circa 600 milioni di euro, 500 milioni, adesso a cifra preciso non me la ricordo, però era legato a un tempo, nel senso doveva essere presentato il progetto finito entro un termine che non mi ricordo se dicembre di quest'anno, questo mi sfugge. Sì. Il problema è che quindi cosa è successo? Nel giro di un anno sono partiti i cantieri delle opere pubbliche, vedi le palestre per le scuole, che per l'amor di Dio ci vogliono, vedi i vari municipi provvisori, c'è tante di queste cose sono partiti e ne hanno ultimate e le stanno finendo. Il problema sorge che facendo le cose di corsa difficilmente si riesce a fare bene, insomma, ed è in questi giorni, per dire, a Finale Emilia una palestra che cioè un impianto che è costato 4 milioni di euro, nonostante sia venuta una pioggia normalissima, cioè non un evento eccezionale come può essere successo in Liguria, cioè piove dentro, cioè faccia conto che in una biblioteca piove dentro, quindi siamo già abbiamo detto tutto. Ecco, la situazione delle imprese ad oggi qual è? Delle attività colpite ovviamente dal terremoto in maniera più pesante. Beh, perché... le attività colpite che avevano le spalle coperte o da assicurazione o da soldi propri, diciamo che hanno ricostruito e hanno scommesso di nuovo sul territorio, perché comunque effettivamente ci sono delle competenze sul territorio. Chi non ha i denari sta aspettando che gli arrivi il contributo e aspetta.
E per quanto concerne la questione delle cartelle di Equitalia, delle pendenze fiscali, ci fa una fotografia anche su questo, perché anche questo abbiamo appreso, no, in questi mesi. Equitalia sembra essere stata poco sensibile, diciamo così. Allora, il discorso di Equitalia è che il sistema informatico, presumo, insomma, di Equitalia non riconosce le cartelle pagate nei termini concessi per la sospensione, ok? E quindi per loro risultano pagati in ritardo, nonostante la cartella abbia dei codici ben precisi, perché cioè per pagare una cartella con il diritto di sospensione c'erano da fare riferimento ad alcuni codici. Il loro sistema non le riconosce in automatico e quindi loro in automatico cosa fanno? A tabula rasa mandano gli avvisi a tutti. Il problema è che tu che hai pagato nei termini, tu ti devi preoccupare di andare al commercialista, di spiegargli tutto, procurare tutti i documenti da portare all'Agenzia delle Entrate o all'Italia per fargli vedere che tu eri terremotato, avevi diritto a pagare con una sospensione, quindi in una data più avanti, e quindi sei a posto. Però il problema è che questo costa tempo e denaro. Cioè, secondo noi, voglio dire, ci voleva forse ben poco da parte dell'Agenzia delle Entrate. Sarebbe dovuta essere automatica la cosa, no? Ma esatto, io voglio capire, cioè non è che è venuto giù un fienile in una zona che non conosce nessuno. Cioè, ragazzi, qui c'è stato un terremoto con delle vittime, purtroppo, che è stato dimenticato. Cioè, qui il fatto che forse gli emiliani, brava gente, si rimboccano le mani, roba del genere, ci ha giocato contro, insomma. Ecco, se qualcuno all'ascolto ha delle domande da fare, apriamo le linee 02 66 20 35 29, pertinenti naturalmente a questo tema e precise. Ripeto il numero 02 66 20 35 29. Intanto Nicoletti, siccome si era letto anche a proposito di rimborsi, di procedure molto complicate, tanto per i privati quanto per le imprese, no? Con un iter burocratico molto molto difficile. È cambiato qualcosa, visto che la questione era già emersa da tantissimo tempo, dagli immediati mesi dopo il terremoto, che anche semplicemente per istruire le pratiche bisognava fare una gimcana burocratica? Allora, anche i tecnici più quotati, cioè quindi diciamo l'elite dei tecnici, si è lamentato di questo, perché già nelle ordinanze vanno molto a sentimento, insomma non ci sono scritte delle cose chiare. In più bisogna tante volte recuperare e riprodurre dei documenti che delle volte non hanno senso. Poi cosa succede? Quando ci si è lamentati di questa troppa burocrazia, la palla è ribaltata sugli uffici tecnici dei comuni, dove sembrava che l'input della regione fosse quello di dire mettete i bastoni a fare ruota alla gente, cioè invece di aiutare il terremotato che andava nell'ufficio tecnico per dire guarda io sono messo così, cosa devo fare, cioè non è che questi dicevano allora tu mi devi riprodurre tutta questa serie di documenti qua, no, tu portavi la tua pratica e dicevo ci manca un documento, quale questo, bene, tu il giorno dopo glielo riportavi, ci manca anche questo documento, bene, ritorna, cioè delle robe così, ma delle robe. Addirittura c'è gente che gli è stata chiesta documenti che erano inseriti nel fascicolo. Allora, abbiamo due telefonate con Massimo Nicoletti, portavoce del Movimento Terremotati di Finale Emilia. Pronto? Pronto? Buongiorno, prego. Sì, ciao Giulio Padagnalino, sono Pierluigi Bergamo. Ciao. A me spiace sentire queste cose che ormai purtroppo conosciamo bene, perché la burocrazia in Italia è ciò che comanda tutto quanto. L'abbiamo visto lì, ma l'abbiamo visto in Liguria, l'abbiamo visto in Veneto con l'alluvione precedente, eccetera, eccetera. Però io vorrei fare una domanda. Tanti sono andati ad aiutare, tanti, anch'io non fisicamente, ma ho comprato il famoso grana che c'era da comprare perché è distrutto, eccetera, eccetera. Però poi ci sono state le elezioni nel 2013, ci sono state le elezioni nel 2014, i loro amici del PD della loro regione hanno preso enormità di voti. Anzi, l'unico partito che ha portato 1 milione di euro a un comune, Bondeno, è stata la Lega Nord e ha perso i voti. Quindi, senza offendere nessuno, però mi pare che gli emiliani non è che siano
tanto svegli da questo punto di vista, mi creano i danni politici e li rivoto. Grazie, ciao. L'altra telefonata, pronto? Se posso, allora guardate, Prego. Ottorino da paese di Treviso. Allora, l'Italia dovrebbe avere una esperienza notevole di ricostruzione, perché da quando mi ricordo io di terremoti ce ne sono stati tantissimi, nel sud e nel nord, eccetera, eccetera, con esiti vari. Quello dei Friuli è stato grande, però mi pare che i friulani si siano rimessi in piedi molto presto. La mia domanda è questa. Sì. In Emilia chi ha impedito o cosa ha impedito alla gente locale di rimettersi in piedi come i friulani? Forse la burocrazia romana? Forse il funzionariato locale, che è in gran parte meridionale? Bene, pubblicità, poi Massimo Nicoletti potrà rispondere, se può stare ancora qualche minuto con noi. Sì, certo. A tra poco. Buongiorno, sono Martin Casogiovanni, pilone della nazionale italiana del rugby, e vorrei un furgone Peugeot. Sì, ne abbiamo tanti, più di 300 versioni. Ma sono robusti? Certo, e anche capaci. Lo vedremo. Ragazzi, tutti dentro! Piano però! Peugeot ama Italia e fa squadra con la nazionale rugby. E fa squadra con te sui veicoli commerciali. Leasing a tasso fisso 2% e 5 anni di manutenzione. Peugeot. TAG 379, scade il 30 novembre, salvo approvazione Bank PSA Finance. Informati negli showroom Peugeot o su peugeotprofessional.it. Sulla nuova Yaris ci sono cantanti stonati, cantanti lirici e cantanti esagerati. Cosa hanno in comune? Sono tutti felici. Scopri nuova Yaris. La felicità in auto esiste. Benzina, diesel e hybrid a 165 euro al mese con manutenzione inclusa. TAG 8,75 e il suo valore nel tempo lo garantiamo noi. Dettagli su toyota.it. Ti aspettiamo anche domenica. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Allora, rieccoci in onda. Massimo Nicoletti, portavoce Movimento Terremotati Finale Emilia. Due le questioni, allora. Le elezioni e chi rivota gli stessi amministratori, e la ricostruzione al modello Friuli. Allora, per quello che riguarda l'intervento del primo ascoltatore, c'è da fare una premessa. Allora, in Emilia effettivamente si è creato sono stati bravi, nel senso, a creare un sistema di clientelare talmente radicato che la gente tante volte ha paura a mettersi contro, perché magari non gli viene dato una cosa che gli spetta. Okay? Quindi la gente preferisce dire vabbè, insomma, tanto prima o poi mi arriverà, quindi voto ancora lì. Però c'è una cosa da dire, che è vero che Renzi ha preso in percentuale una percentuale molto elevata, però se andiamo a vedere la percentuale degli elettori che è andata a votare è molto bassa. Quindi diciamo che sì, ha preso un 40%, però ha preso un 40% di un 30% è andato a votare. Cioè, quindi alla fine sì, il 40% è tanto, ma se, come speriamo e come vogliamo, la gente il 23 novembre va a votare, ci auguriamo che ci sia un'inversione di tendenza. Quanto al fatto, si può dire oggi che in Emilia è stato come in Friuli? Allora, la voglia di ripartire è uguale. Ci mancherebbe anche, perché insomma chi ne ha avuti i mezzi ci ha messo dei suoi, per l'amore di Dio, ed è ripartito. C'è gente che lavorava all'interno di capannoni coperti con dei teli pur di non fermare le produzioni, ok? Cioè, quindi questo, però il problema è che quando tu per avere un contributo, una cosa che ti aspetta, apro una parentesi, perché quando c'è il terremoto era appena uscita una legge che sembrava che lo Stato concorresse a euro zero, ok? Ecco. E qui devi riprodurre una marea di documentazione, cioè la gente, a di te si abilisce, cioè c'è gente che magari aveva, non so, i 30.000 euro, 40.000 euro di danno, e ha visto che produrre una pratica c'erano dei tempi talmente lunghi, poi tornare in casa se l'è messa a posto e poi è stato bello arrivederci, cioè non è neanche fatto la richiesta. Due telefonate ancora e poi lo lasciamo andare, Nicoletti. Pronto? Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno. Io mi chiamo Carli e telefono da provincia di Bergamo, Giulio, tu mi conosci almeno di voi. Sì. Ecco. Allora, si tratta di questo, ma si può dire che la tessera del PD in Emilia è un po' come la tessera del pane del vecchio regime fascista, per cui è difficile che gli emiliani cambino un po' di orientamento, sanno che lì c'è da prendere, sanno che lì c'è un appoggio che adesso in questo momento altri non gli possono dare, però in queste circostanze sono rimasti gabbati come qualsiasi altro cittadino di qualsiasi altro paese. Io mi domando se anche dopo questa esperienza si ripeterà esattamente ancora quello che è successo 2 anni fa, credo 3 anni fa, non me lo ricordo, quando c'è stata la stessa identica non la stessa identica cosa, comunque la percentuale di voti è stata altissima. Quindi rimarrà sempre la situazione quella che è adesso, moduli, risarcimenti. Bene, l'altra chiamata, grazie a lei. Pronto? Buongiorno, sono Maria da Torino. Buongiorno. Ma io ricordo un piccolo particolare, terremoto 2012 se non ricordo, sì. Tarda primavera, non so, maggio. Di lì. Finanziaria fine 2012 per il 2013. Sono stati stanziati ancora, se non ricordo male, 60 milioni per il terremoto del Belice 1980, milioni di euro, non so quanto, perché non mi ricordo, per il terremoto del Belice 1968 e probabilmente per i terremotati dell'Emilia gli è stato dato è stato fatto l'agreement di pagare le tasse con 2 mesi di posticipo. Esatto. Quindi qui è detto tutto e l'allora presidente dell'Emilia Romagna non si è opposto, cioè non ha battuto i pugni sul tavolo dicendo ma io c'ho della gente per la strada, c'ho dei capannoni giù, gente che lavorava e dava un fracco di tasse, se non ricordo male, a quell'epoca erano 20 miliardi regalati allo Stato italiano e noi abbiamo diritto di avere subito quello che ci serve. Bene, grazie anche a lei. Nicoletti, aggiungo, all'epoca c'era il governo Monti, dopodiché governo Letta, governo Renzi. Cambiato qualcosa? Aggiungono a questa domanda all'osservazione dell'ascoltatrice. Tessera del pane e le questioni poste dall'ascoltatrice. Prego, Nicoletti. Allora, la tessera del pane sì, è una nostra paura, nel senso, come dicevo prima, è quel sistema clientelare che si è radicato, cioè inutile nascondere, insomma. È chiaro che in una zona come l'Emilia Romagna, dove viene fatto il 2% del PIL nazionale, è una regione importante. Il problema è che non hanno capito che se le aziende chiudono il PIL non c'è e quindi ne va a discapito di tutti. Il problema che volevo farvi evidenziare è che quando la signora ha detto che quando è successo il terremoto in Emilia Romagna effettivamente avevano stanziato credo 100 milioni per il Belice e credo ne siano stanziati altri. Guardi, quello lì è un classico di tutte le finanziarie, non c'è stato anno dal 68 in avanti che non ci siano stati fondi per il Belice, compreso l'ultima finanziaria. Esatto. Possono passare governi tecnici di destra e di sinistra, ma ogni anno c'è quello stanziamento lì. Esatto. Allora, noi avevamo chiesto al commissario la possibilità di effettuare una zona franca urbana, okay, per cercare di far ripartire aziende, perché se ripartono le aziende riparte tutto il ciclo e insomma si sta bene tutti, okay? Anche facendo presente una cosa, perché quando c'è stato il terremoto in Molise e 2 mesi dopo ci hanno subito anche l'alluvione, l'allora ministro, non mi ricordo se era degli esteri o comunque Frattini, chiese alla comunità europea la possibilità di aiutare con finanziamenti le aziende. Okay? La comunità europea, vista l'eccezionalità del fatto, diede esto positivo, diede l'ok. Il bello è che il documento è firmato, okay, dall'allora presidente della comunità europea Mario Monti. Allora, qui c'è stata la volontà politica di non chiedere una cosa del genere, forse per non far vedere al mondo esterno che l'Emilia Romagna non è poi tutta questa cosa.
Ultima questione, Nicoletti. Siccome voi chiedevate, oltre all'istituzione della zona franca urbana esente da tributi e oneri fiscali per 5 anni, se non ricordo male, esatto. anche una revisione delle rendite catastali, perché le abitazioni, i capannoni avevano perso valore ovviamente, quindi tutte le tasse, IMU e via dicendo, e anche gli studi di settore. Risultato su queste richieste vostre? Al risultato Errani ha detto che quando sono andati a colloquio con l'Agenzia delle Entrate il discorso degli studi di settore non si poteva toccare, quindi non potevano essere revisionati. E per quello che riguarda il discorso della zona franca urbana non si poteva, perché è una cosa impossibile. Poi dopo lui disse eventualmente si potrebbe fare una fiscalità di vantaggio. Parole, fatti zero. Okay. E mi è sfuggito l'altra cosa. La questione dell'IMU e delle rendite catastali. Allora, lei considera l'IMU, noi come Finale Emilia, come comune di Finale Emilia, nel 2012, anche perché ormai era stata approvata, abbiamo pagato l'aliquota IMU più alta a livello dei comuni dell'Emilia Romagna. Chiaro, il suo discorso è stato molto chiaro, io la ringrazio, grazie a Massimo Nicoletti. Ci ha fatto una fotografia di questa situazione a ormai 2 anni e passa di distanza dal terremoto. Voleva dire qualcosa? Prego, Nicoletti. No, io ringrazio voi per darci questa visibilità e far capire alla gente che abita al di fuori dell'Emilia Romagna, ma anche solo a 40 km da dove è successo il terremoto, perché il problema è questo: anche la gente che abita fuori 40 km dal cratere pensa che sia tutto a posto, che noi abbiamo preso tutti i soldi, sono tutti dei signori. Non è vero. Anche perché il silenzio mediatico è stato quasi immediato, diciamolo, no? Esatto. Non c'è voluto molto per stendere il vel sipario sulla situazione dell'Emilia terremotata. Esatto, non devono trapelare le brutte notizie dall'Emilia Romagna, perché il sistema Emilia, come quello che loro hanno spinto, ok, cioè loro inteso i responsabili della regione, da Vascherrani e tutti quelli che vanno sotto, il sistema Emilia che loro tanto vanno dicendo che tutto questo bel sistema alla fine sembra che non funzioni. Grazie ancora Massimo Nicoletti, portavoce del Movimento Terremotati Finale Emilia. Avremo modo di risentirci, di tenerci in contatto. Buon lavoro. Grazie altrettanto. Salve. Il modo più semplice e gustoso per aiutare Radio Padania? Partecipa al nostro pranzo domenica 30 novembre presso il ristorante Valpiana a Serle, Brescia. Noi ti chiediamo solo 35 euro per sedere a tavola a fianco dei giornalisti e dei conduttori di Radio Padania e in compagnia dei politici più importanti della Lega Nord. 35 euro. Prenota subito. 339 6395 685 339 6395 685. Grazie. E diamo adesso il benvenuto a Vittorino Navarra da Poggio Renatico in provincia di Ferrara, ex dipendente anche pubblico, sindacalista, ha sempre fatto politica se non sbaglio, ora è pensionato e portavoce del Comitato Terremotati del Centro Emilia, nonché segretario di Rinascita Socialdemocratica, che se non sbaglio Navarra è un movimento politico che appoggia la candidatura di Alan Fabbri a presidente della regione Emilia-Romagna, il sindaco leghista di Mondeno Alan Fabbri. Buongiorno intanto Navarra. Buongiorno a voi. Allora, socialdemocratico di estrazione socialista, diciamolo pure, inteso come, esatto, come partito socialista italiano. Sono due aggettivi, Navarra, che non vanno più tanto di moda, socialista e socialdemocratico. Sì, non vanno più di moda, come non vanno di moda tanti altri partiti, però, non solo i socialisti. Direi che con quello che sta avvenendo in Italia la gente ne ha piene le scatole dei partiti così come sono congegnati oggi. Ecco, perché lei ha deciso di appoggiare, intanto partiamo dal piano politico, però poi parliamo anche delle questioni concrete che abbiamo già affrontato nella prima parte della trasmissione, relative alla fotografia di oggi sulla questione dei terremotati. Però perché lei appoggia la candidatura di Alan Fabbri a presidente della regione, del sindaco leghista di Mondeno? Dunque, senta, io ho conosciuto il senatore Volpi qualche mese fa, con il quale ultimamente mi sono visto anche al Senato, e in quella sede gli feci presente che in Emilia-Romagna, per pensare di poter vincere e battere finalmente la sinistra dopo tanti anni, occorreva un cavallo di razza che solo la Lega
può avere e aveva, ed è Alan Fabbri, con il quale fra l'altro sono anche amico. Ebbene, parlandone con il senatore Rossi, Volpi gli dissi che questa era l'unica possibilità, anche perché, mi scusi, ma l'attuale centrodestra ferrarese o Emiliano Romagnolo ha molti cavalli bolsi e pochi cavalli da corsa, quindi se ce n'è uno andava sfruttata, è una brutta parola, comunque bisognava tentare la carta a Fabbri, anche perché Fabbri si sta contraddistinguendo nel suo paese dove egli amministra come sindaco con alcune iniziative che sono poi quelle che i cittadini vogliono, cioè i cosiddetti fondi che ci sono a disposizione per la gente che abbia necessità, il cosiddetto welfare. Lui lo usa soprattutto, lo dà prima agli italiani e poi agli stranieri. È una persona che si batte sul tema della sicurezza, è una persona che si è sempre battuta sul problema degli ospedali, cosa a noi socialdemocratici, la sanità molto cara, e quindi direi che questi sono stati gli argomenti per i quali sin dall'inizio abbiamo sostenuto e sosteniamo tuttora la candidatura di Fabbri. E questo non so se mi sono spiegato. Sì, certamente, questo sul piano politico. Lei però è anche portavoce del Comitato Terremotati del Centro Emilia. E esatto. Poco fa noi abbiamo parlato con Massimo Nicoletti del Movimento Terremotati di Finale Emilia. Però vorrei fare a lei la stessa domanda di base. Ci fa una fotografia di quello che è successo in questi 2 anni e passa dal terremoto del maggio 2012. Com'è la situazione adesso delle persone colpite, tanto come privati quanto come imprenditori e come attività produttive? Sì, partiamo dai privati. Direi che i privati abbiamo ancora qualche centinaio di persone che vivono negli alberghi, eccetera, però direi che la situazione più grave è quella degli imprenditori, perché qui in Emilia Romagna, grazie al volontariato degli imprenditori, si stanno risollevando e quindi l'occupazione continua, eccetera. Se fosse dipeso dalla regione o dal governo, molto probabilmente saremmo ancora qui con tutto disfatto e tutta la gente a casa da lavorare. Tant'è che vorrei ricordare che anche questa su iniziativa della Lega Nord, nessuno deve dimenticare ad esempio che nel marzo di quest'anno la Lega Nord presentò un emendamento al governo nel quale si diceva che doveva esentare dal pagamento delle tasse coloro che erano stati sottoposti al terremoto e alle alluvioni, ma questo emendamento è stato approvato, però è stata una lettera morta perché dalle parole non sono seguiti i fatti, per cui corriamo il rischio. Oggi ci si dice che stanno arrivando cartelle da parte delle agenzie delle entrate agli imprenditori e quindi direi che per tentare di dare una risposta chiara, se fosse dipeso o dal governo o dalla regione, noi saremmo ancora con tutto rotto, tutto disfatto, saremmo ancora nelle identiche condizioni dei giorni dopo il terremoto. Ecco, Navarra, uno può pensare, 2012 terremoto, governo Monti sostenuto anche dal Partito Democratico, oltre che da Forza Italia, PDL. Poi arriva Letta, vicepresidente vice segretario del Partito Democratico, poi arriva Renzi, segretario del Partito Democratico. In Emilia Romagna ha sempre comandato il PC, PDS, DS, Partito Democratico. Allora uno può pensare, dice vabbè, sono omogenei, non sarà loro difficile ottenere quello che i cittadini chiedono, i terremotati e gli imprenditori e i cittadini terremotati, perché sono tutti, diciamo, della stessa parte politica. Proprio qui, perché secondo lei non è successo? Perché siete troppo pochi i terremotati? No, non è per quello, è perché a livello nazionale il PC, PD, PDS fa una politica che sembra quasi, di acquiescenza, cioè le cose vanno bene così. A livello locale, ad esempio, prenda il Salva Italia, il decreto Salva Italia. Ecco, guardi, qui c'è la fotografia esatta del comportamento della sinistra in Italia. Ad esempio, qui a Ferrara, dove abito io, ma anche in altre realtà, il PD si sta battendo, dicono loro, per modificare il Salva Italia, soprattutto sull'articolo 35 e 38, che sono quelli delle trivellazioni e quelli dei rifiuti. Ebbene, qui fanno i rivoluzionari, poi quando arrivano a Roma votano tutto, ingoiano tutto e via, e chi si è visto si è visto. Cioè, questa è la tattica che la sinistra fa
per quando governa dove essa governa, cioè promette, poi alla fine siamo sempre alle solite. Quindi ad oggi quali sono, diciamo, le necessità in quanto portavoce del Comitato Terremotati? Quali sono i primi punti da affrontare? Punto 1, punto 2, punto 3. Sono di due tipi. La prima, ad esempio, è quella che per quanto riguarda ci sono dei contributi che le aziende agricole dovrebbero ottenere per ricostruire i loro fondi. Ora noi chiediamo a viva voce che questi contributi siano prorogati perché la data di scadenza è imminente, però nessuno si è mosso per prorogare questi contributi, tant'è che gli agricoltori corrono il rischio di perdere questi contributi e quindi di trovarsi ancora una volta a mani nude senza possibilità di poter ricostruire ciò che hanno perso. Quindi direi che questa è la più urgente. La seconda questione è quella che riguarda la ricostruzione delle aziende. Cioè non può lo Stato o la Regione pensare che tutto ciò sia demandato agli imprenditori stessi, se non si va incontro alle esigenze degli imprenditori, visto che i soldi ci sono, perché i soldi sono fermi nelle banche. Allora si tratta di dare un input perché le banche mettano a disposizione questi fondi perché gli imprenditori possano ricostruire, riaggiustare e quindi riassumere, creare manodopera, visto che la nostra regione fra l'altro non è che brilli di occupazione. Ecco, quindi si tratta di una volontà politica che sino ad oggi questi amministratori non hanno assolutamente dimostrato. Allora, abbiamo appreso prima alcune cifre, Navarra. Sì. 14 miliardi, questo lo sapevamo anche da semplici lettori di giornale, erano i danni stimati in conseguenza del terremoto. Poi, vari governi, in primis da Monti in avanti, comunque 6 miliardi è stato detto lo Stato ha messo a disposizione. 360 milioni sono arrivati ai privati, 160 milioni alle imprese ad oggi. Esatto, quindi siamo circa sull'ordine dei 500 milioni. Allora, lei che opinione si è fatto sul perché, diciamo, da quelle cifre là siamo arrivati a quel consuntivo qua? Dov'è l'inghippo? Dov'è il blocco? Il blocco secondo me è la mancanza di un rapporto fra regioni, cioè la regione non si sta impegnando, secondo noi del comitato, non si sta impegnando nei modi dovuti nei confronti del governo per ottenere per far sì che questi soldi vengano sbloccati. Cioè qui proprio una mancanza politica, cioè questi hanno paura di scontrarsi con il loro capo Santa Santorum del partito, perché poi praticamente è una guerra in famiglia questa. Quindi o questi hanno il coraggio di dissociarsi da questo modo di fare, oppure il cittadino, l'imprenditore, l'agricoltore è costretto purtroppo per forza di cose a dover subire un rapporto che non vogliono far andare avanti fra chi governa la regione e il governo centrale. È proprio una mancanza di coraggio che questi non hanno, cioè non vogliono assolutamente inimicarsi il governo centrale per tutta una serie di motivi, perché dopo lei sa che con il governo centrale ci sono i posti, ci sono gli aiuti, ci sono le clientele, ci sono tutte queste cose che fanno comodo al partito e ai loro amici, e per cui è una catena, guardi, non so se riesco a No, si è spiegato molto bene, Navarra. Intanto qualche minuto abbiamo, e se qualcuno vuole sinteticamente e rapidamente porre delle domande può intervenire in diretta chiamando allo 02 66 20 35 29. Intanto però le chiedo, Navarra, caduto Errani per la questione del fratello, di contributi pubblici alla cooperativa del fratello, siamo in una situazione di transizione verso il voto del 23 novembre. Naturalmente è una domanda un po' retorica. Una sua valutazione dell'operato di Errani anche come commissario, in funzione commissariale, è una sua valutazione di questo momento qui. E poi Renzi si è fatto vivo, ha detto qualcosa, il nuovo premier, tanto interventista, diciamo. Ma quello che posso dire è questo: Errani per me è la brutta coppia di Renzi, cioè nel senso che è un personaggio al quale piace farsi vedere, anche lui qui le fasce tricolori, ci sono quei personaggi che brillano perché debbono andare sui giornali. Ecco, io ho sempre definito Errani, in questi ultimi tempi, l'ho definito il figlio in provetta di Renzi, così come definisco il candidato alla presidenza della regione Emilia-Romagna Bonaccini il figlio in provetta di Errani, cioè sono tre scale, ha capito? Tre scale di valori. Cioè questa gente, io non so, questa gente che di amministrare non ne ha nessuna intenzione, questi vogliono gestire il potere per il potere, facendo finta di amministrare, perché secondo noi,
secondo il cittadino normale. Le condizioni per poter migliorare questa nostra regione, ma aggiungo anche di più, anche per migliorare le condizioni a livello nazionale, ci sono in questo paese, ci sono. È che occorre del coraggio, secondo me, occorre del coraggio, cioè occorre finalmente scindere l'idea politica di Renzi con quella che è di Bonaccini o che è stata di Errani, anche perché Errani tutti lo dipingevano come gli uomini qui sono tutti puliti, tutti mani pulite. Dico, non dobbiamo dimenticare che in Emilia Romagna abbiamo avuto lo scandalo delle Coop Rosse, abbiamo avuto lo scandalo di Argenta della cooperativa Donigaglia, abbiamo avuto diverse vicende sulle quali abbiamo avuto il Palazzo degli Specchi, ne abbiamo avute di cose sulle quali si sarebbe potuto intervenire anche prima, non è che le inventiamo oggi, è che purtroppo, siccome io non godo dell'immunità parlamentare, e allora qui bisogna stare molto attenti, certo, ecco, siccome certo. non godo di questa immunità, è che purtroppo questa è la realtà delle cose, insomma, o si riesce a sconfiggere, e Alan Fabbri, ritorno alla domanda iniziale, è l'unico che possa avere questa possibilità, e mi auguro che ce la faccia, ci stiamo muovendo su tutti i fronti perché ciò avvenga, e altrimenti noi saremo costretti per altri 5 anni a dover purtroppo piangere. Senta, lei è una persona molto franca, le passo 2 telefonate, però poi le faccio anche una domanda di natura più politica, diciamo così, o meglio, sullo scenario politico. Due telefonate, certo. Pronto? Certo. Caduta una, sentiamo la seconda. Pronto? Buongiorno. Sì, pronto? Prego. Pronto? Buongiorno, dica, prego. Buongiorno. Volevo solo fare un intervento di tipo puramente economico. Dica. Ora che adesso ci stanno massacrando di tasse, però sento che tutti quelli che chiamano, che presentano, che comunque ci si sente ormai dappertutto, chiedono tutti i soldi allo Stato. Non sarebbe anche chiaro di cominciare a porsi un po' il problema di come farli su questi soldi? Perché qui o cominciamo a fare in modo che tutti quelli che rubano li si impicchi, il che non sarebbe una cattiva idea, se no mi sembra che qui c'è un sacco di gente che continua a rubare soldi, un sacco di gente che continua a chiedere soldi allo Stato, però la triste realtà è che lo Stato i soldi non li ha più, e ovviamente dov'è che va a prenderli? Su quei poveri cristi che riescono ancora a lavorare e che li stanno ammazzando tutti. Certo, applicando tasse su tasse. Un'altra telefonata, Navarra, le chiedo un attimo di pausa perché così passiamo anche alla seconda telefonata subito. Prego. Pronto, buongiorno. Pronto. Prego. Sì, buongiorno, io sono Franz e chiamo dal Veneto. Prego. Volevo chiedere al suo interlocutore, diciamo che si è presentato ed è di un movimento, diciamo di un partito che si riconosce, diciamo, nell'arco italiano, no? A differenza diciamo di chi come noi, diciamo, siamo per la Lega Nord, per l'indipendenza della Padania. La domanda è questa: dato che ha parlato, diciamo, ha detto non si può dire tutto, diciamo, ha detto perché io non ho l'immunità parlamentare, diciamo, c'è la difficoltà di far trapelare queste notizie. Il precedente, diciamo, ospite che aveva parlato ha detto non si riesce a comunicare che la regione Emilia-Romagna, che i terremotati dell'Emilia-Romagna sono ancora in situazione così. Ha detto anche che c'è queste imposte da pagare, questa IMU, diciamo, queste tasse che di per sé, al di là del terremoto, sono tasse, diciamo, che sono espropri. Allora voglio sapere, secondo il suo ospite, come si fa a dar notizie, a dar comunicazione, se non con una radio importante ma piccola come Radio Padania? Prego, Navarra. Sì, è un'osservazione molto giusta. Infatti io sto sostenendo da tempo che noi stiamo vivendo una democrazia, una parvenza di democrazia. La nostra è una democrazia sotto dittatura, cioè, mi voglio spiegare, da mesi e mesi, per non dire da anni, comunque soprattutto da quando Renzi è diventato capo del governo, giornali, televisioni, sono tutte assiepate, tutti accodati ai piedi del grande bluff, dell'uomo che io definisco il grande bluff. Cioè non si riesce più a far pubblicare una notizia. Io non so cosa stia succedendo, molto probabilmente gli italiani di questo non se ne stanno rendendo conto, soprattutto il cittadino, diciamo, comune. Ma questa è la realtà, cioè qui non si pubblica. E che cosa sta facendo Renzi? Oltre con questi giornali ad essere il padrone dei giornali e delle televisioni, anche recentemente la stessa politica di Silvio Berlusconi, con questo suo sostenere Renzi a tutti i costi, ha fatto sì che Mediaset dia tanto spazio a Renzi e non dia più spazio ad esempio alle opposizioni. Cioè
ci stiamo avvicinando a questa dittatura democratica. Bene, noi questa dittatura democratica non la vogliamo, allora c'è Radio Padana. Radio Padana ci dà una mano, può dare una mano alla gente normale, alla gente comune, di poter esprimere, di poter dire certe cose, poter dire cosa sta succedendo in questo paese. Prima Ascolti, cosa, seconda cosa, i soldi, non è che non ci sono, i soldi ci sono in questo paese, è che vengono sperperati, tutti spesi in cose che non hanno assolutamente nessuna importanza e nessuna validità. Non ci sarebbe bisogno di applicare tutte queste tasse, occorre cambiare il modo di governare. Navarra. Se non si arriva a questo, sì, mi dica. No, mi scusi, sono interrotta, ma è solo per questioni di tempo, perché purtroppo adesso abbiamo poi una pubblicità. Quindi in 30-40 secondi le chiedo, ma sul territorio, che riflessi ha avuto questa amicizia tra Partito Democratico, Renzi e quello che era l'arcinemico Berlusconi? E dall'altra parte, che cos'è il PDL Forza Italia? Cioè, cos'è rimasto e come lei definirebbe il centrodestra in Emilia-Romagna? Ora, io il centrodestra lo definisco con due parole, è terremotato. Il centrodestra ma non solo in Emilia-Romagna, io giro anche l'Italia, quindi il centrodestra esiste sulla carta perché c'è Silvio Berlusconi, ma non ha più nulla da dire, i suoi elettori lo stanno abbandonando. Io parlo con i dirigenti di Forza Italia, non dico tutti i giorni ma quasi. Quando incominciamo a parlare si mettono le mani nei capelli o le mani in tasca e ti rispondono: che cosa vuoi farci? Purtroppo adesso è così e dobbiamo fare così. Cioè nemmeno loro sono d'accordo con questa posizione politica. E l'amicizia PD Berlusconi come l'hanno vissuta i vecchi compagni, se si può dire ancora questa parola? L'hanno vista sotto due aspetti. Il primo è che con questa amicizia Berlusconi ha cercato e cerca di inimicarsi la magistratura per evitare determinati guai, così come cerca di salvare le proprie aziende. D'altronde mi permetta di dire questo, non è solo Berlusconi, perché ad esempio ci sono altri all'interno di Forza Italia che stanno perorando questa causa, questo avvicinamento, e guai a rompere il patto del Nazareno, perché qui sono tutte puttanate. Non vogliono rompere il patto del Nazareno perché c'è qualcuno che in questo modo spera di pararsi il sedere, mi dico sedere, altrimenti avrei detto un'altra frase. Bene, Navarra, io se mi sono spiegato. Molto bene, io devo salutarla per questioni di tempo, ma avremo modo di risentirci. Quando vuole. Grazie a Vittorino Navarra. Quando vuole, a disposizione. Grazie a Vittorino Navarra, buon lavoro, a risentirci presto. Saluto, grazie, arrivederci. Noi facciamo lo stacco pubblicitario, poi c'è un brano musicale gradevole, un valzer, quello che già conoscete e non lo definisco nemmeno, e poi torniamo invece al convegno Euro, Mercati e Democrazia organizzato dal professor Bagnai sabato e domenica scorsi. Abbiamo sentito l'intervento di Vladimiro Giacchè sulla questione della Germania e delle annessioni monetarie. Riprenderemo con lo stesso Alberto Bagnai, Andrea Bolto del Magdalen College di Oxford e Francesco Lippi, Università di Sassari. Vuoi trovare tubi per aria, per acqua, per olio, per alimenti, per sabbia, per vapore, per
dal floor è uguale, diciamo io, il professor Andrea Bolto del Magdalen College di Oxford. E il professor Francesco Lippi. Dunque, io sto là, tu sei qua, dell'Università di Sassari, attualmente distaccato, come si può dire, amministrativamente, presso l'ente Inaudi di Economia e Finanza. Io, se posso, mi muovo. Ah no, mi sa che non posso, metto in confusione l'amico dello streaming. Dunque, non voglio sottrarre tempo perché so che sia Francesco che Andrea hanno delle cose da dirci, e quelle che ho da dire io le so e quindi non mi interessano. E di voi, siccome sono autoritario, sapete che non me ne frega niente, quindi cerco di sbrigarmi e mi do mezz'ora. No, però per calcolare mezz'ora non mi serve la calcolatrice ma l'orologio. Vai col cronometro. Abbiamo Vladimiro che, insomma, da buon comunista non è arrivato in orario. Quando c'era lui le prolusioni arrivavano in orario. Vabbè, comunque, lasciamo perdere. Era interessante perlomeno. Dunque, volevo ragionare con voi sul fatto, su alcuni paradossi della situazione nella quale siamo, che l'Unione Monetaria crea, e poi presentarvi anche qualche risultato delle ricerche che stiamo facendo, ancora piuttosto preliminari, con l'associazione Asimmetrie, per appunto valutare l'impatto di possibili percorsi, non dico di uscita, ma insomma siamo ancora in una situazione molto teorica. Voi sapete che stiamo vivendo attualmente la crisi economica più grave della storia del nostro paese, se escludiamo la seconda guerra mondiale, che è stata come distruzione di PIL un pochino più grave, perché c'erano i bombardamenti degli americani e dei tedeschi e noi non sapevamo chi fossero gli amici e chi i nemici, il che ha complicato un po' la soluzione della crisi. Però lo shock che abbiamo avuto con la crisi Lehman nel 2009 è senz'altro il più grande al di fuori di eventi bellici, e anche più grande di quello che si è verificato dopo il crollo di Wall Street. Sappiamo anche un'altra cosa, che la crisi che stiamo vivendo, se noi facciamo 100 l'anno 0, quindi diciamo così, nella crisi attuale facciamo 100 il 2008, in quella del 29 facciamo 100 il 29, secondo il Fondo Monetario Internazionale noi fra 6 anni ancora non avremo recuperato il PIL pre-crisi, d'accordo? Di questo abbiamo parlato diverse volte sul blog, vi ricorderete il bilancino del farmacista, quando Saccomanni era contento di avere meno 0,1 di crescita in più, e io vi feci di crescita rispetto a quello della crisi. Quello che preoccupa di questa crisi quindi è la gravità . La mia interpretazione, però ce ne sono ovviamente anche altre, per esempio il professor Lippi probabilmente ce ne fornirà delle altre, è legato in parte a fenomeni come quello che ha descritto Vladimiro. L'Unione Monetaria, secondo me, ha almeno tre paradossi. Il primo paradosso è quello che chiamo il paradosso di Alesina, e che descrivo così: non ci si unisce per competere, no? Il famoso tiro alla fune con la Cina. In realtà il razionale di un'unione monetaria è unirsi per non essere costretti a competere soprattutto con il resto del mondo, con gli altri poi dell'economia globalizzata, quando le situazioni sono particolarmente sfavorevoli, come in caso di recessione, e di questo vi parlerò. Poi c'è il paradosso che chiamo di Mead, la moneta unica è necessaria in realtà solo quando è dannosa. Che cosa voglio dire? Ne abbiamo parlato diverse volte. Nel momento in cui delle economie agiscono in modo coordinato e hanno una politica economica coordinata con dei fondamentali sostanzialmente allineati, il ricorso allo strumento del cambio per aggiustare eventuali squilibri fra di essi diventa in qualche modo superfluo, e a quel punto la volatilità del cambio è piccola e non ci sono particolari vantaggi nel dotarsi di una moneta unica. Viceversa, se c'è necessità di compensare con il cambio differenze strutturali, il non farlo schiaccia l'economia più debole, che è quello che ci ha appena spiegato Vladimiro, per cui la moneta unica fondamentalmente diventa utile solo nel momento in cui è dannosa. Poi c'è il paradosso di Costanzio,
che adesso poi vi dico perché lo intitolo al mio amato vicepresidente della BCE, al quale dedico tantissimo spazio nel mio prossimo libro, perché ha praticamente riscritto in 2 pagine il tramonto dell'euro fondamentalmente. Per questo dono della sintesi io gli sono particolarmente grato, anche perché nel libro secondo mi ha risparmiato di citare il primo. E il terzo paradosso, secondo me il più grave, è quello che si traduce nel fatto che il vincolo esterno in realtà rende meno virtuosi i paesi che lo adottano per diventare virtuosi, e adesso vi spiegherò brevemente perché. Tanto cominciamo dal paradosso di Alesina. Alesina nel 1997, che come spesso vi ricordo è la sua annata migliore e peraltro lo fu anche per il Brunello, ci diceva, commentando un articolo di Osfeld che si chiama intitolato Europe's Gamble, del quale vi ho parlato tantissime volte, sui Brookings Paper on Economic Activity, dice sostanzialmente che il progetto europeo è contrario alla storia perché l'Eurozona molto verosimilmente non ha le dimensioni ottimali per uno Stato sotto il profilo economico, e in particolare che il processo dell'integrazione economica in qualche modo rende superflua, se non addirittura controproducente, l'integrazione politica. E perché? Perché l'argomento di Alesina secondo me è sensato, nonostante io non sia sempre esattamente d'accordo con gli editoriali del noto duo, spesso scrive col professor Giavazzi sul Corriere della Sera e spesso non sono d'accordo, però in questo articolo scientifico lui porta avanti un discorso secondo me sensato. Nei confronti della globalizzazione un paese o un insieme di paesi possono avere 2 atteggiamenti totalmente diversi, c'è un trade-off: o si opta per avere delle dimensioni, diciamo, la globalizzazione che cosa fa? Trasforma il mondo nel tuo mercato. Qual è il vantaggio di viceversa mettersi insieme? Fondamentalmente godere di un grande mercato interno. Noi in effetti con l'integrazione economica europea siamo passati al mercato unico nel 1987. E qual è il vantaggio di avere un grande mercato? Che se arriva dall'esterno, per esempio dagli Stati Uniti, una recessione e quindi cala la domanda del resto del mondo, la domanda che tu esprimi nel tuo grande mercato interno ti consente comunque di restare in qualche modo a galla, di alimentare consumi e investimenti. In altre parole, ci si unisce non per fare il tiro alla fune con la Cina, ma per non dover necessariamente competere con il resto del mondo abbassando i salari quando cala la domanda del resto del mondo, d'accordo? Per non dover andare necessariamente alla ricerca della competitività sempre e solo in condizioni di emergenza, e questo è sensato. D'altra parte lui dice: se sei grande hai una struttura decisionale un po' sclerotica, no? E effettivamente l'Unione Europea non è il massimo della flessibilità nelle sue decisioni, purtroppo, sicuramente può migliorare. D'altra parte, se sei piccolo hai una più facilità a gestire, diciamo così, il consenso politico, a darti un programma, ad adattarti alle sfide. E effettivamente, se ci fate caso, dov'è che scatta il paradosso? Scatta nel fatto che quando l'unione economica si dota di una moneta unica, purtroppo l'unico modo che ha per reagire a degli shock è praticare all'interno di ognuno dei paesi satellite, per così dire, dell'unione monetaria, delle politiche di compressione della domanda, per i motivi che spiegava prima Vladimiro. Cioè, se ti trovi in una situazione svantaggiata, non puoi più svalutare il cambio rispetto all'ipotetica Germania, devi svalutare i salari, quindi necessariamente ti poni in una condizione nella quale l'unico vantaggio che hai, il principale vantaggio che hai dall'unione economica, cioè avere una grande domanda interna, viene automaticamente distrutto nel momento in cui ne hai bisogno, perché nel momento in cui hai bisogno di avere una grande domanda interna, le disparità strutturali fra i Paesi membri fanno sì che il più forte imponga ai più deboli di distruggere la loro domanda. E poi finisce anche lui schiacciato da questa distruzione di domanda. Questo è il collasso al quale assistiamo, è la lunga persistenza della crisi che deriva dal fatto che l'unione economica può anche essere una cosa buona perché crea un grande mercato, ma con la moneta unica, obbligandoti a rispondere con politiche di svalutazione interna, cioè di taglio dei salari, necessariamente questo vantaggio viene meno. Poi c'è il paradosso di Mead, no? Mead, diciamo, adesso non vi state a leggere tutte queste parole, che, ne ho parlato alla fine del tramonto dell'euro. Lui fondamentalmente sostiene che un percorso di integrazione a quel tempo commerciale poteva
avere, diciamo così, un senso e poteva essere avvantaggiato dal mantenimento di cambi flessibili. Perché? Perché questi consentivano ai paesi deboli di isolarsi dalle politiche deflazionistiche dei paesi forti e perseguire un loro percorso di sviluppo. L'esempio che lui fa è assolutamente inattuale. Siamo nel 1957, guardate cosa dice: se i governi nazionali europei useranno le politiche monetarie e fiscali per scopo di stabilizzazione interna, se per esempio, guardate che esempio strano fa, nella loro attuale situazione di surplus della bilancia dei pagamenti, le autorità tedesche, ciò non di meno, useranno la loro politica monetaria a scopo di prevenire l'inflazione. Vi rendete conto? Nel 1957 il mondo era totalmente diverso da adesso. Avevamo la Germania in surplus che usava la politica monetaria per prevenire l'inflazione. Adesso è tutto diverso. Perché? Perché a quei tempi usava la sua politica monetaria per prevenire l'inflazione, adesso usa la nostra perché c'è la BCE. Questa è l'unica cosa che è cambiata in qualche modo. Vabbè. La conclusione è: se succede questo, non capita, ma si capita, come dicevano, come direbbe un romano, allora bisognerà fare più uso, e non si vogliono mettere dazi. Tenete presente che a quei tempi esisteva, per esempio, e tuttora esiste, la clausola della nazione più favorita, quindi insomma sarebbe anche stato possibile concepire un dazio difensivo, che peraltro è previsto anche dal WTO, volendo comunque. Se non si vuole fare questo, allora bisognerà fare un maggior ricorso all'arma della variazione del tasso di cambio. Poi lui fa tutto un discorso molto interessante sul fatto che il tasso di cambio deve essere esercitato nel senso di far rivalutare il paese forte, come è giusto, cioè affinché abbia una valuta che riflette il peso della sua economia. Ma qui vedete perché ho chiamato il paradosso, perché tutto il ragionamento di Mead è basato sul fatto che noi dobbiamo avere flessibilità, ma attenzione, la variazione del tasso di cambio certamente non è un sostituto per politiche sensate ed efficaci di prevenzione dell'inflazione all'interno. Al contrario, queste politiche funzioneranno, in particolare il tasso di cambio, la variazione del tasso di cambio funzionerà solo se è accompagnata da efficaci politiche interne. Cioè, non pensate di risolvere tutto con il cambio non risolve tutto, dovete fare i compiti a casa perché altrimenti non funzionerà, però c'è un problema che a quell'epoca non si vedeva, ed è che la moneta unica impedisce di fare i compiti a casa. E perché? Per un principio veramente molto basico e fondamentale di economia, che è quello secondo il quale in un'economia di mercato il valore di una cosa o di una persona è indicato dal suo prezzo e quindi se una cosa costa poco, vale poco e fatalmente la si spreca. In questo caso, cosa voglio dirvi? Voglio dirvi il terzo paradosso, quello che io chiamo il paradosso di Constanzio. Perché? Perché Vitor Constanzio, vicepresidente della Banca Centrale Europea. Questi sono fantastici perché ogni tanto hanno dei momenti in cui dicono la verità, pensando che nessuno se ne ricordi, li ascolti. E in effetti è così, perché sapete che nella mia divulgazione, ma non solo nella mia, tanti altri insistono sul fatto che alcuni, come per esempio anche Vladimiro prima, ci ha detto chiaramente che tutta una serie di snodi di certi progetti politici, legittimi quanto si vuole, ma erano stati ampiamente, come dire, confessati e annunciati. Vitor Constanzio, parlando della crisi, dice: abbiamo fatto la moneta unica e abbiamo integrato i mercati finanziari, il risultato è stato che moneta a buon mercato ha alimentato un boom creditizio senza precedenti nei paesi sotto stress. Il credito Così Alberto Bagnai, coordinatore del convegno sull'economia e sull'euro che si è tenuto sabato e domenica scorso a Montesilvano. Ve ne abbiamo già proposte diverse parti e continueremo a farlo nei giorni prossimi.